frenino per un po' più corta. Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, il magazine settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. Nella prima parte parleremo di Supermotard con il pilota friulano Michael Bortolotti, e poi nella seconda parte in collegamento da Pordenone con noi ci sarà Angelo Giannelli, pilota della FX Italian Series, che quest'anno affronta con la Cupra Leon TCR la categoria ATCC. Partiamo con un servizio. Presentata venerdì 1 aprile nella sala del Consiglio Comunale di Monfalcone, la manifestazione Sahara Racing Cup, organizzata dalla ASD Miglio Corse in collaborazione con Motorsport Experience. Il Sahara Racing Cup è un rally raid di 1600 km della durata di 10 giorni nel deserto del Sahara tunisino, un evento dove non conta la velocità ma la navigazione, con prove di abilità e di adattamento dove il fattore umano e l'orientamento faranno la differenza. La partenza della manifestazione avverrà da Genova sabato 23 aprile e terminerà sempre nella città ligure lunedì 2 maggio. Dopo l'arrivo in traghetto a Tunisi domenica 24, trasferimento fino a Damamed e battesimo del deserto lunedì 25 aprile, con gli equipaggi che partiranno in direzione sud alla volta di Douz Zmela. Il fascino del deserto accompagnerà le notti dei partecipanti, fatte di briefing tecnici, assistenze, pianificazioni e fuochi. Martedì 26 e mercoledì 27 aprile le tappe partiranno e ritorneranno all'accampamento di Zmela. Giovedì 28 partenza in direzione Tembaine, dove sarà allestito un ulteriore campo. Venerdì 29 aprile la tappa più importante, Tembaine, con un percorso totalmente sabbioso con cordoni di dune di oltre 500 km. Mentre sabato 30 aprile la partenza per Douz. Durante la manifestazione ci sarà anche una missione umanitaria, la luce e il silenzio del deserto, organizzata in collaborazione e sinergia con importanti ONG italiane e straniere ed il governo locale per portare aiuti ai bambini dei villaggi del sud della Tunisia. Questa sarà la missione principale della manifestazione, patrocinata dalla regione Friuli Venezia Giulia, dal comune di Monfalcone e dall'ASI. Buonasera, assieme a noi c'è Michael Bortolotti, un ben ritrovato, un pilota Supermotard. Grazie mille e buonasera a tutti. Allora andiamo a raccontare un po' la tua nuova stagione. Ormai in questi anni hai preso le misure con uno sport che piano piano ti ha visto in campo interregionale, nazionale, protagonista, perché bene o male tue belle soddisfazioni te le sei tolte, vero Michael? Sì, assolutamente. La stagione, diciamo, che abbiamo lasciato alle spalle, ho partecipato e sono riuscito a vincere il campionato Triveneto Emiliano e Romagnolo di Supermotard e in più per vedere che carte avevamo in mano ho provato a fare una tappa di italiano e diciamo tutto sommato è andata abbastanza bene, anche se c'è stata una caduta un po' a compromettere il risultato, però dai, sono contento. Ma prima della caduta stava andando bene, cioè te la stavi giocando, immagino, e questo Sì. sicuramente ti ha dato coraggio per continuare su quella strada. Sì, esatto, prima della caduta diciamo che me la giocavo con i primi ragazzi della mia categoria, tant'è che era una cosa che non mi aspettavo pienamente, quindi da subito è stata anche una grande motivazione poi per ripartire anche quest'anno con nuove novità. Però c'è da dire anche che il campionato Triveneto Emiliano Romagnolo è sempre di un certo livello, perciò anche quando vai a battagliare in campo italiano, cioè nel campionato italiano, i riferimenti diciamo ce li hai. Immagino che non sarai stato l'unico poi ad affrontare dal Triveneto Emiliano Romagnolo al campionato italiano. Assolutamente, infatti il campionato Triveneto è una buonissima scuola di preparazione, ma non solo perché è già a un livello abbastanza alto
e altri compagni, insomma, che erano a scontrarsi con me nel Triveneto, ci siamo ritrovati poi all'italiano a giocarcela bene con altri concorrenti delle altre varie regioni d'Italia. Poi c'è anche la novità, la vediamo alle tue spalle, c'è la moto griffata Peak Bike, perciò c'è ancora il tuo mentore, allenatore Luca Zanutta, che ha una grandissima esperienza non solo nel supermotard, ma immagino che sia ancora al tuo fianco e lo sarà per la nuova stagione. Sì, 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 ci sarà sempre Luca a seguirmi, a darmi una mano e a darmi, spero, ogni volta qualche pillola di saggezza e qualche dritta giusta per ottenere i risultati che ci vogliono. Diciamo che immagino il tipo come Luca, col suo carattere bello forte, le pillole di saggezza spesso potrebbero essere anche del calci nel sedere per stimolarti, immagino. Sì, 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 assolutamente, mi dà molti stimoli quando è a fianco a me e poi ha una scuola dietro che posso solo che imparare da lui. Sì. Allora, raccontaci un po' di caratteristiche della tua moto che vediamo alle tue spalle. Allora, la moto che abbiamo acquistato l'anno scorso, quindi l'ho già testata l'anno scorso al Triveneto e qualche gara che ho fatto sempre insieme a lei. Quest'anno gli abbiamo portato qualche aggiornamento e a livello di ciclistica il motore rimane sempre originale, abbiamo messo uno scarico per ricavare qualcosa, però in linea di massima abbiamo lavorato tanto sulla ciclistica e spero sia il nostro punto forte. C'è da dire che ovviamente rispetto a una moto classica, queste sono moto che derivano, immagino, dal motocross e poi vengono modificate sostanzialmente nella ciclistica perché cambia totalmente quello che è il comportamento su una pista con dei tratti di off-road. Sì, assolutamente. Rispetto a una moto da cross viene rivoluzionata. Si parte dalla cosa che è più evidente, che sono le ruote, quindi si corre con gomme lisce, gomme slick, freni molto più potenti, delle frizioni dedicate che sono frizioni anti-saltellamento e poi tutta la parte di nicchia che viene ricavata tramite le sospensioni, quindi il monoammortizzatore e le forcelle. Senti, però un pilota di Supermotard in Friuli, come si allena? Chiaramente l'approccio con la moto, devi utilizzarla parecchio per l'affinità, però non ci sono circuiti, te come fai? Diciamo che per noi del Friuli allenarsi col supermotard è abbastanza difficile. Infatti bisogna fare tanti chilometri, spostarsi molto fuori regione e l'unica alternativa che abbiamo noi qua, che è un punto in nostro favore, diciamo, è riusciamo a allenarci bene col motocross. Tant'è che, diciamo, anche Matteo Medizza oppure altri piloti del mio motoclub sono molto forti nella parte di sterrato e lì si vede tanto la differenza, ecco. Hai parlato del tuo motoclub nei Polos, immagino che è sicuramente il punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda questa specialità. Sì, per questa disciplina qui penso siano gli unici a cui affidarsi per avere i contatti, qualche nozione, oppure, non so, i compagni di squadra che comunque ti danno una mano, quindi mi sono affidato a loro più che volentieri. È stato un onore. E poi c'è l'uomo di punta, Matteo Medizza, che anche in campo internazionale si è tolto delle bellissime soddisfazioni anche in gare di mondiale. Sì, quest'anno è stato molto bravo perché ha deciso di iscriversi a qualche gara di mondiale e ha ottenuto anche grossi risultati, ha avuto anche un po' di sfortuna, però nelle gare purtroppo ci vuole anche un po' di fortuna e quando magari c'è un po' di sfortuna i risultati sono quello che sono, però lui è riuscito a ottenerli ottimi. C'è ancora qualcun altro, magari nella zona Friuli, perché sono ben presenti a Trieste i piloti di Supermotard, però siete in pochi, direi, in Friuli, nella zona provincia di Udine, magari Pordenonese quasi zero. Eh sì, qua nella provincia di Udine siamo davvero in pochi, pochissimi. Verso Trieste, essendo di là il motoclub, appunto, come Andrea Tull, Marco Cotta,
e tanti altri, diciamo, sono di Trieste, a me mi hanno acquisito da Udine come qualche altro mio vicino. Andrea Tull, un altro che riesce a portare a casa ottimi risultati, poi c'è anche Ucota che non è proprio triestino. Sì, esatto, Kota è un altro ragazzo che hanno acquisito e lui è sloveno e anche lui si è appoggiato al motoclub che insomma è un punto di riferimento per la disciplina. Michael, qual è la pista dove ti trovi più a tuo agio come pilota per le tue caratteristiche? Allora, le piste in cui mi trovo più a mio agio sono le piste in cui ho corso di più, ho più ore sulla moto e sono innanzitutto quella più vicino a casa che è quella di Jesolo, che è comunque un'ora e mezza di distanza, però quando corri a Jesolo ti sembra di correre nel giardino di casa, sei vicino rispetto a tutte le altre trasferte, è molto bella. Le altre piste belle sono le due piste di Pomposa che mi piacciono un sacco e sto anno ne scoprirò delle nuove andando a fare gli internazionali d'Italia. Bene, Internazionale d'Italia, perciò anche nel prossimo futuro del nostro Michael Bortolotti. Ti auguriamo ovviamente una ottima stagione che sta per partire, mi sembra, ovviamente ripetendo quello che hai fatto di buono nel 2021 e alzando l'asticella anche in campo nazionale. Grazie Michael. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Buonasera, collegato da Pordenone, assieme a noi c'è Angelo Giannelli, perciò si parlerà di quattro ruote in pista. Ciao Angelo. Ciao a tutti, ciao Marco. Allora Angelo, quando è stata l'ultima volta a Telefriuli, molto più giovane, correva sui kart, ormai l'evoluzione, la voglia un po' di cambiare lo ha portato lo scorso anno, mi sembra, a battagliare in pista con le Clio, nella Clio Cup, dovrebbe essere sempre FX Italian Series. Quest'anno c'è stato un bel cambio perché sei partito con una diciamo categoria, la TCC, con una Cupra Leon, perciò più impegnativa. Parliamo di questo tuo esordio al Mugello, non è andata benissimo, però piano piano le esperienze arrivano, vero Angelo? Sì, Marco, esatto, tutto corretto, la tua introduzione. Sì, quest'anno prima gara della stagione fatta lo scorso weekend è stata molto, molto difficile, abbiamo avuto un po' di problemi sin dall'inizio del venerdì, dalle prove libere, che purtroppo si sono portati avanti fino alla domenica, gara 2. Però è stata difficile, ma ci sono anche dei lati positivi perché mi sono visto in progressione a partire dalle libere fino ad arrivare alla domenica. Sono migliorato molto, ecco, sotto tutti i punti di vista, nonostante avessimo appunto, come dicevo, questi problemi elettronici alla macchina, però sicuramente sono arrivato con non tanta esperienza in una pista a livello mondiale stratosferica come quella del Mugello. E nonostante ciò, quindi sì, come ho detto poc'anzi, sono contento insomma della mia progressione, della mia prestazione e c'è comunque molto da lavorare. Ecco. Beh, c'è stato un salto in avanti, immagino abbastanza decisivo per quanto riguarda la categoria dello scorso anno, una Clio Cup. È chiaro che con una Cupra Leon mi sembra le prestazioni salgono, perciò bisogna anche prendere giustamente le misure in piste che non conosci benissimo. Sì, assolutamente sì, il salto è notevole, già era una macchina molto divertente, molto, molto prestante quella dell'anno scorso, quindi la Renault Clio K4. Il salto dalla Cupra, sì, alla Cupra è stato notevole anche perché mi trovo con una macchina molto diversa, con tanta potenza in più rispetto a quella che aveva la Clio, praticamente il doppio. In ogni caso, fin dai primi test, la prima gara con la Cupra è stata a novembre del 2021, la Rijeka Endurance, ho avuto sensazioni molto 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 buone che si sono portate comunque avanti anche nel corso dei test successivi. Perciò non eri a digiuno del tutto con la Cupra Leon, hai fatto una endurance, perciò le misure le avevi già prese. Esatto. Sì, avevo per fortuna avuto occasione di provarla prima, quindi bene o male conoscevo già la macchina che insomma avrei guidato, ecco, quindi qualcosa avevo già provato e devo dire
macchina sorprendente, come ho detto mi trovo molto bene ed è molto, molto bella, molto entusiasmante. Senti, FX Italian Series, perciò nella tua categoria affrontate diversi tracciati importanti, vediamo un Mugello, Varano, Magione, Modena, Misano, Vallelunga e poi ritornerai chiudendo a Rijeka, perciò vicino casa, possiamo dire, piste impegnative, piste anche, come dire, Misano e Mugello, dove si è corsa anche la Formula 1, con un blasone importante, una grande responsabilità per te, ma anche uno stimolo a far bene. Sì, 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 assolutamente, come ho detto, aggiungerei anche, c'è anche la grandissima pista di Monza, quindi voglio dire, come hai detto tu, piste di un certo livello, piste molto, molto importanti, quelle magari un po' più piccole, quelle più grandi, quindi sono molto contento adesso di poter gareggiare in questi tracciati, già aver messo il segno al Mugello, essere entrato anche fin dalle prime libere è stato molto entusiasmante. Dopodiché, sì, adesso c'è da lavorare sodo su tutti i punti di vista e speriamo di riuscire a concretizzare anche le prossime gare del campionato e quindi riuscire a fare tutti gli appuntamenti previsti, ecco. Un grande pilota, una grande persona come Gianni Marchiol dice sempre che tutti i piloti dovrebbero partire dai kart. Tu ci sei partito e questa esperienza importante che hai portato, immagino sia stata fondamentale per l'inizio, così in una nuova specialità. Sì, sì, assolutamente, proprio come dicevi prima, mi ricordo una delle prime interviste che feci, la feci proprio qua, lì con voi, insomma, e avevo appena cominciato a correre in kart e devo dire che sì, mi ha dato una preparazione di base sorprendente e molto, molto importante, che credo sia fondamentale, una preparazione, una sensibilità e tutte le cose che gli vengono correlate, insomma, molto importante, a cui sono molto contento insomma, di aver fatto, che di come mi sono formato, ecco, gareggiando nelle varie gare, vincendo il campionato triveneto della Cup Race Friuli Venezia Giulia e poi arrivare a correre in trofei come la Rock, in trofei di monomarca di livello italiano come la Rock e la Yame, quindi sì, sono, sono molto contento di questo mio primo percorso in kart che mi è servito davvero tanto. Diciamo che non ti hanno regalato niente, nel senso che piano piano con l'esperienza fatta sui kart te la sei guadagnata. Mi sembra che con la Bolza Corse che ha in gestione la Cupra Leon TCR, come ti stai trovando con questa squadra? Va bene, sono entrato l'anno scorso in Bolza Corse grazie all'aiuto di mio caro amico, che tra l'altro è pilota di punta del team, che è Dennis Babuin, campione in carica del TCR Italy DSG, a cui faccio molto riferimento perché è un riferimento importante per me, lo stimo molto, quindi grazie a lui sono entrato in questo team e devo dire che fin dal primo test abbiamo sempre lavorato bene, c'è un bel rapporto, come dico sempre, dentro Poi in con Dennis pista. hai un riferimento importante perché è un pilota di esperienza, ha corso anche nei rally, è sempre andato forte, lo scorso anno ha così messo la ciliegina sulla torta con un bel successo in campionato. Sì, sì, devo dire un grande pilota e anche un grande amico che insomma mi è sempre d'aiuto in qualsiasi momento, quindi gli sono molto grato, ecco. Come sono comunque contento del lavoro che finora è stato fatto col team, in special modo nelle scorse gare, e quindi un bel rapporto sia fuori che dentro che mi hanno portato insomma per quello che ho fatto l'anno scorso ad avere dei risultati di cui ne vado abbastanza soddisfatto, ecco. Angelo, la pista che aspetti con più interesse di quelle che dovrai affrontare in questo campionato 2022, qual è? Ma vedendo un po' il calendario, vedendo circuiti importanti come quelli di Misano e di Monza, sono probabilmente quelle due lì. Però devo dire che non voglio, per quanto possano essere più piccole, magari tra virgolette meno importanti, non voglio sminuire le altre. Ecco, sono veramente impaziente di entrare in qualsiasi pista e in qualsiasi tracciato, in qualsiasi curva. Diamo qualche dato di quella che è la tua vettura, perciò la Cupra Leon TCR della Bolza Corse. Sì, allora la mia Cupra allora, innanzitutto ha un cambio DSG, quindi è un cambio che nasce principalmente da strada, rivisto per la pista, un 6 marce, quindi non è magari, ecco, per fare
un riferimento con quella che era la macchina che guidavo lo scorso anno, un cambio un po' più lento rispetto al sequenziale della Clio che butta e toglie le marce molto, molto velocemente. Non è poi così lento, però un po' più lento rispetto a quello lì. Dopodiché è una macchina che monta un motore 2000 di cilindrata sovralimentato con una potenza di 340 cavalli circa. 340. Si fanno sentire, sì. Ecco. Si fanno sentire considerando che è un 2000 turbo, perciò una vettura che immagino spinge parecchio, da portare, da battagliare in pista, c'è da divertirsi, insomma. Sicuramente, perché la battaglia in pista non manca mai, e anche l'adrenalina, che sia sul giro secco, che sia sul giro in prova libera, in un test, in gara, non manca mai, considerando che anche tutta la potenza va sull'asse anteriore, perché una trazione anteriore, però sì, si sente molto, molto bene, ecco, molto adrenalinica come macchina, ed è una macchina, come ho detto prima, spettacolare, di cui veramente mi sono innamorato, ecco, e farei fatica a scendere. Immagino che per te l'unico problema sia quello di non poter testare spesso le vetture. Ci troviamo come regione in maniera decentrata rispetto alle piste principali, anche se mi sembra che la Bolza Corse sia proprio della zona di Rovigo, perciò Adria abbastanza vicina, anche se lì magari non partecipando, non essendo dentro l'FX Italian Series, diventa un po' un problema trovare dei riferimenti precisi in gara. Sì, devo dire che anche qua è già più diverso e più complicato rispetto al mondo del kart, testare, fare le uscite, ma anche le gare, il weekend di gare è difficile, non solo probabilmente per un motivo di spostamenti e tutte quelle cose relative, ma anche per un motivo economico, un motivo di costi, perché come si sa, richiede uno sforzo economico molto più impegnativo rispetto a quello che è il kart, quindi per tutta una serie di motivi risulta un po' più difficile, ecco. Salutiamo Angelo Giannelli, pilota quest'anno impegnato nella FX Italian Series categoria ATCC Cupra Leon, la sua vettura un TCR della Bolza Corse. In bocca al lupo per la tua stagione già partita, ovviamente ci vedremo alla prossima per aggiornare gli amici di F Motori qua su Telefriuli. Ciao a tutti, grazie.